Looking at each other, going in the same directions, just like the oars that pulls out is your name. Between my breaths you'll spend the night. This is all I'm gonna say. More than I love you, I love you more. Loved you much more. Loved you. Kisses of life in a day of dark. Stubbornness, how does it start? Father, please forgive us. I don't know. No, this just can't be for nothing. Something's gotta go somewhere. We had our dream, our dream, always there. Everything and nothing. Sure enough, gon' help to tell. Somewhere of you answers me. Oh, the more I love you, I love you more. I love you more than I love you. I love you more. Our secret is the past. When the push comes to shove, in the same breath you've outdone yourself. When all that you give me is your love. It's love, it's gotta be love. Sono da molti anni con loro, signorina, e se mi permette vorrei dirle che da qualche mese suo padre si comporta in modo molto strano e mi preoccupa. Che c'è, Paul? Dopo che ha sposato la signorina Dubois è cambiato, è sempre chiuso, nervoso. L'ho notato anch'io. Anche la signorina è andata con lui in Svezia. No, lei credo che sia in gita al mare e se non sbaglio è nella villa del signore. Sola? Questo non lo so, signorina. Non lo sai davvero, Paul? Mi scusi, signorina, ma sono cose che preferisco ignorare. D'accordo. Grazie, Paul. Va pure adesso. Sì, signorina. Paul, ceneremo qui. Bene, signorina. Però mi scusi, cerchi di parlare con suo padre. Permesso. Ti preoccupi troppo. Non si metterà certo a fare sciocchezze, è un uomo così equilibrato. Tu non la conosci, Alexa. Intanto è riuscita a farsi sposare. Non si è affatto accontentata di sfruttarlo per un po' di tempo. Ha voluto tutto. Ma di che cosa hai paura? Credi che mio padre avrebbe sposato una ragazza della mia età, se fosse equilibrato come dici? Gli farà rifare il testamento. Lei mira a questo, a impadronirsi di tutto. Anche di quello che spetta a me di diritto. Ma sei sua figlia, nessuno ci può togliere ciò che è nostro. Chi lo sa. E poi non è solo di questo che mi preoccupo. Lo hai sentito, Paul? Ha detto soltanto che è un po' nervoso. Data la differenza di età che c'è tra loro, potrebbe essere nato, non so, qualche screzio. Ma questo non significa niente. Mi auguro che tu abbia ragione.
Ma vorrei tanto arrivare dalla mia ex amica senza preavviso. Non abbiamo nessun diritto di immischiarci nella vita privata del signor Marveling. Comunque è una vita che va a rotoli. Mio padre è padronissimo di farsi rendere infelice da chi vuole. Però farà bene a non dimenticare di aver messo al mondo una figlia. Ho giocato e ho perso. Ma come vedi, neanche tu hai vinto, Alexa. L'ultima mano è mia. Avevamo fatto una specie di contratto noi due. Con la mia ricchezza io compravo la tua gioventù. Per me certo è stato facile restare ai patti. Ma per te evidentemente non era possibile.
Sono felice. Mi porti a ballare stasera? A ballare? Niente, a casa. Va bene. Ti preparo una bella cenetta. Prima mi voglio riposare. Tu no? Mhm. Il nostro castello è incantato. Principessa. Largo, brav'uomo. Vuoi mangiare qualche cosa? No, no, no. Non ho fame, non voglio niente. Oh, neanche un po' di frutta? Ma che no? Voglio solamente dormire. Davvero? Sì. Ah, che giornata. Sono morto, principessa. Peccato. Non ci rimane che questa notte. Sono morto, però non sono ancora sotterrato. Vado a prendermi uno stimolante. Visto che tu non me l'hai offerto. Non volevi ballare? Per conto mio hai fatto benissimo a sposartelo, visto i soldi che ha. Se capitasse anche a me una simile occasione, con una vecchia milionaria, non esiterei un istante a sacrificarmi. Perché è un bel sacrificio, direi. È molto buono con me. E neanche tu puoi lamentarti. Non mi lamento. Anzi, mi sembra un signore così comprensivo. Ci tiene a te. Sposandolo gli hai ridato un po' di gioventù. In fondo vai a letto con lui. E il minimo che possa fare è di chiudere un occhio. Avanti. Ti piace? Tanto. E a te?
Io dico una cosa. Sì? Quando i milionari sono vecchi, sarebbe giusto spedirli a riposo eterno levandogli il peso dei soldi. Tanto a loro non servono a niente. Come non gli servono? Sì, possono comprarci tante cose, per esempio... Una come me. No, non mi riferivo a te in particolare. Intendo dire che le cose che si comprano valgono soltanto il prezzo che uno le paga. Ma nella vita, ciò che realmente può far felice un uomo e dargli gioia sono le cose che conquista. E quando uno diventa vecchio non conquista più niente. Dio, ho ragione o no? Se ti lascia tanto libera, se ha accettato questa situazione, non è perché si è rassegnato, ma perché la cosa esalta in lui un senso di potere. Ne sono convinto. E alla sua età bisogna anche accontentarsi. Sa di tenerci in pugno e ci fa ballare come marionette. E ci si diverte. Sicuro com'è di poterci tagliare i viveri quando vuole. Sì. Alexa. No! Dobbiamo chiamare la polizia. Ho giocato e ho perso. Ma come vedi neanche tu hai vinto, Alexa. L'ultima mano è mia. Avevamo fatto una specie di contratto noi due. Con la mia ricchezza io compravo la tua gioventù. Per me certo è stato facile restare ai patti, ma per te evidentemente non era possibile. E sapevi che non sarebbe stato possibile. Nel nostro matrimonio hai visto solo un buon affare fin dal principio. Fin da allora hai contato sulla mia benevola comprensione. Che può pretendere un vecchio? La gioventù ha i suoi diritti. Seguitate a spassarvela tu e il tuo amante. Godetevi la felicità alla quale sentite di avere diritto. Ora però dovrete farlo qui, davanti a me. E quando la mia carne comincerà a imputridire e l'aria diventerà irrespirabile, seguitate ad amarvi. Il vostro amore è immenso, siete giovani, amatevi, chiusi qui con me, in questo sepolcro che ho costruito per noi tre. La vita ci ha uniti, seguiteremo ad essere uniti per sempre. Non vi affannate, i vostri sforzi sono inutili. Ho fatto le cose per bene. Questa stanza è come una cassaforte, chiusa, blindata, sospesa sul mare. Gridate pure se volete, tanto nessuno potrà mai sentirvi.
Non preoccuparti. Usciremo di qui. È inutile. Per noi è finita. La cosa più importante è non perdere la testa in questo momento. Troveremo il modo di cavarcela. Non dobbiamo sprecare le nostre energie disperandoci. L'ha covata a lungo la sua vendetta, quel farabutto. Finiscila, ti prego. Hai rimorsi? Ti amava tanto che ha escogitato il modo più sadico per assassinarti. Ma non la spunterà, te lo assicuro. Usciremo vivi di qui. Dovessi sfondare i muri con le unghie e con i denti. La colpa è soltanto mia. Lo so. Comincia a far caldo qui. Quanto credi che potremo resistere? Quanto basta, non preoccuparti. Si è mosso! Alex! Si è mosso! Finiscila! Ascoltami! Ragiona. Sì. È morto. Ora calmati. Me lo sono meritato. L'ho voluto io. L'ho tradito. Mi voleva bene. Mi voleva bene. Sì? È qui la signora Rubin, Chi? la figliola del signor Roland Marveling. Ah, Caterina, la faccia passare. Avanti. Zio Max! Caterina! Caterina. Non è giusto, l'ultima volta che ti ho visto eri una ragazzina e ora mi trovo davanti... Una signora. Già. Tu invece non sei cambiata. Molto più di quanto vorrei, ma gli anni non perdonano. Quando mi hanno detto il tuo nome da sposata non ho neanche capito chi eri. È stata una sorpresa. Da quanto tempo non ti vedo? Beh, da quasi 5 anni. Dalla morte di mamma. Già. Siediti. E come sta tuo padre? Sempre fortunato negli affari? Proprio per lui sono qui. Ho bisogno del tuo aiuto.
Qualsiasi cosa accada, sai bene che puoi contare su di me, Caterina. Sempre che tu non mi chieda di mettermi contro tuo padre. Max, tu sei il solo con il quale possa confidarmi. Si comporta in un modo assurdo, ridicolo. Ti riferisci alla donna che ha sposato, immagino. Ho letto un articolo poco benevolo su di lei in una rivista mondana, non ricordo quale. Lascia che ti dia un consiglio, Caterina. Non immischiarti, è la cosa migliore che tu possa fare. Io non ce l'ho con lui perché ha voluto riprendere moglie. Il fatto è che ha sposato una donna che lo tradisce e che lo rende ridicolo agli occhi di tutti. E la cosa peggiore, Max, è che lui lo sa. Ma preferisce torturarsi e far finta di niente pur di non perderla. Tanto più allora, che vuoi fare? Sarebbe inutile dare da me. All'età di tuo padre è difficile che un uomo perda la testa per una donna. Però quando questo succede, non c'è via d'uscita. Ma c'è di peggio. Sì? Sentiamo che cosa c'è. C'è che... mi ripugna parlartene. E forse... Avanti, raccontami. Lo sta rovinando. Ci sta rovinando tutti. Già. Sì, ti credo. E che vorresti fare? Se un detective ci fornisse le prove del suo tradimento, potremmo costringerlo a divorziare. Mi dispiace, Caterina. Io non posso farlo. No, ti prego. Ci sono molti altri avvocati e tanti detective a Parigi. Rivolgiti direttamente a loro. Io e tuo padre siamo stati amici intimi. No, scusami, ma non intendo fare niente per forzare la sua volontà. Ma è nel suo interesse. Ti prego, Max. C'è in gioco non solo il suo patrimonio, ma anche il suo onore. Non te ne rendi conto? Ma sono storie. Cerca di mettere da parte l'egoismo e ragiona. Un uomo in fondo ha il diritto di godersi gli ultimi anni della vita come preferisce. Nessuno può giudicarlo. E poi è capace di intendere e di volere, no? Così non vuoi aiutarmi? Sì, gli andrò a parlare come un vecchio amico. Gli telefonerò oggi stesso. Non è a Parigi, è a Stoccolma. Chiamalo lì. Scende sempre all'Hotel Excelsior. Va bene. E lei lo ha accompagnato? No, lei è in Normandia. Un posto molto solitario e romantico. Devo far tutto da solo? Ti ho fatto una domanda. Rispondi almeno quando ti parlo! Hai sentito che ha detto Ronald? Non usciremo mai di qui. Mai. Al diavolo quel vecchio! Per il gusto di tradirlo hai fregato anche me! Non sei altro che una puttana! E tu che cosa sei? Uno sfruttatore senza scrupoli che ha approfittato di una magnifica occasione mangiandoci sopra! Tu mi hai trascinato qui, lui ti faceva schifo, avevi bisogno di un maschio! Per questo sono qui! Tu fai schifo, non lui! Tu fai schifo! Alexa! Alexa! Alexa. Alexa.
beata, Caterina, è fortunata. Perché? Perché si sposa? Anche noi ci sposeremo un giorno. No, ma non è mica per questo, sai. Oggi per una donna non conta solo il matrimonio. Però tutte ci tengono. Una donna senza amore e una rosa senza profumo. Fammi il piacere, cerca di inventare qualcosa di più spiritoso. Sai, Alexa, il mio sogno è aprire un ambulatorio con te come infermiera. No, non contare su di me. Io voglio godermi la vita. Anch'io, per questo ti voglio sposare. Il padre di Caterina è milionario, quindi è milionaria anche sua figlia, nonché il suo futuro marito. Ma dai proprio tutta questa importanza al denaro? Gliene darò meno quando ne avrò di più. Secondo me ci sono molte cose tanto più importanti. È una teoria che non condivido. Quando si sposa Caterina? Domani, alle 5. Papà. Sì, cara. Mi scusi, puoi venire un momento? Ritorno subito. Che ti succede? Alex si è sentita male. Secondo me ha bevuto troppo. Chi è questa Alexa? Un'amica, ora è in camera mia. E non c'è altro? Sì, ho detto a Paola di non svegliarla fino a domattina. Non si teneva in piedi. Le passerà presto, non preoccuparti. Però penso che sarà opportuno avvisare la sua famiglia, visto che tu hai deciso di farle passare la notte qui. L'ho già fatto. Tra poco io e Marcel ce ne andiamo e ho voluto dirtelo. Ci pensi tu a lei? Sta tranquilla, domani appena sveglia la farò accompagnare a casa. Grazie, papà. Adesso noi scappiamo senza salutare nessuno. Addio, papà. Addio, Caterina, e sii felice. Grazie. Ti raccomando, Alex. Certo. A presto. Buongiorno, signorina. Ma... sono rimasta qui tutta la notte? Sì, signorina. La signorina Caterina, prima di partire, ha avvertito casa sua. Non si preoccupi, lo sanno che ha dormito qui. Grazie. Vuol far colazione con il signore? Sì, volentieri, scendo subito. Per favore, Paul, dica all'autista di venirmi a prendere alle 11:30. Prima di venire in banca che accompagni a casa l'amica di mia figlia. Sì, signore. Le occorre altro? No, grazie, Paul. Puoi andare, la colazione me la servo da solo. Sì, signore. Buongiorno. Buongiorno. Sono molto mortificata. Desidero chiederle scusa. Io non so cosa mi sia successo ieri sera. Ecco. Non ci pensi più ora, non ha nessuna importanza. La prego, sia comodo. Grazie. Mia figlia partendo mi ha raccomandato di occuparmi di lei. Ho già dato ordine all'autista di portarla a casa appena avrà fatto colazione. Non vorrei dar tanto disturbo. Ho fatto una figura. Io non sono abituata a bere. Caterina mi ha detto che voi due siete buone amiche. Sì, andavamo sempre insieme alle lezioni. Caffè o tè? Caffè, grazie. Mi dispiace che Caterina abbia abbandonato l'università. Anch'io ho intenzione di abbandonarla. Non per sposarmi come ha fatto Caterina, no. Io dovrò lasciarla per lavorare. È un vero peccato, mi creda. Lo so. Ma a lei non farebbe piacere continuare? Oh, certo. Certo, mi piacerebbe moltissimo. Magari potessi. Ma studiare e lavorare nello stesso tempo, lo trovo un po' troppo faticoso. Capisco, è naturale. Ne so qualcosa anch'io. Ci sono passato. E oltretutto, quando uno è giovane, ha diritto di aver tempo per divertirsi. Ma è un diritto che hanno tutti. Non è questione di età. No. Alla mia non è più possibile. Ma perché? Lei può ancora offrirsi tutte le gioie della vita. È assurdo, signorina. Pensi se con questi capelli bianchi mi mettessi a fare il giovanotto. Non c'è niente di assurdo. Una persona come lei può benissimo seguire i tempi e vestirsi alla moda. Ballare, sentirsi allegro, sognare. No, non dica che è vecchio, non è vero. Le preparo un crostino? Sì, grazie.
Oh, mi scusi, sono una sbadata. No, non è niente. Non si preoccupi, non ha importanza. Lasci. Che shock. Mi dispiace. Sì, se me lo permette, l'accompagno io stesso a casa. Le dispiace? Al contrario. Potrò vederla ancora? Ma non so. Lo prego. Va bene. Alexa! Alexa! Ciao. Sei in giro a quest'ora? Sì. Ti ho cercata dappertutto. Cos'è? Hai abbandonato la medicina per metterti a fare il detective? Philip, sei un bravo ragazzo e io ti sono affezionata. Ma non posso seguitare a uscire insieme a te. Sì, lo so, me l'hai già detto. Ti ho telefonato diverse volte, ma quando ho visto, ora ci stai poco a casa. Philip, io sono libera. Tra noi due non c'è stato nient'altro che una buona amicizia. Ti amo, Alex, e vorrei non rinunciare a te. È inutile, Philip, non insistere. Ora scusa, devo andare. Addio. Alex, che ti è successo? Non capisco. A che ti riferisci? Ma sei tanto cambiata, così da un giorno all'altro. Forse c'è una ragione. Addio. Hai tanta fretta? Sì, devi scusarmi, ho un appuntamento. Con chi? Con l'uomo che intendo sposare. Addio, Alex. Spero solo che non ti stia sbagliando. Puoi tenerti la serata libera se vuoi, non mi occorre altro. Grazie, signore. Hanno portato dei pacchi per lei. Mettili in camera mia, per favore. Sì, signore. Ciao. Ma guardalo, magnifico. Ma non so, veramente mi sento un po' ridicolo. No, no, anzi, al contrario. Stai benissimo. Grazie. Non vuoi accomodarti? Preferisco passeggiare. Come vuoi tu, cara. Se a te fa piacere, stasera potremmo cenare insieme. E dopo andare a ballare in un locale notturno. D'accordo. Bene. Te lo devo proprio dire. Ora finalmente sei diventato un uomo elegante e moderno, signor Marveling. Merito tuo? Sono così felice quando posso vederti. Anch'io. Alex. Sì, Ronald. Oh, no, niente, scusami, più tardi. Ho una cosa per te, ti prego di accettarla, cara. È stupendo. Dentro c'è incisa la data del nostro incontro.
di averti così al mio fianco è soltanto un sogno. Ho paura di dovermi risvegliare. Perché? Una cosa è certa. Non sono mai stato felice come ora. Alex, mi è molto difficile. Confesso che non so da dove cominciare. Alex, vuoi essere mia moglie? Non rispondere subito, domani, quando vuoi. Pensaci, io non sono giovane, non mi faccio illusioni. È inutile. Io posso solo offrirti la mia ricchezza. E capisco, sì, che di fronte alla tua gioventù è molto poco. Ma pensaci. Se ne vada. Ehi, che modi sono? Se ne vada. Che c'è? Non posso ballare con sua figlia? No. Lascia perdere, andiamo. Va via, Gian. Mi scusi tanto, ma quando uno viene qui lo fa per divertirsi, non per arrabbiarsi. Oltretutto, Gian è un bravo ragazzo. Vai. Mi permettono di invitarli a bere qualcosa con me? Grazie. Mi innamorai subito di Pietro. Era aggressivo, spregiudicato, giovane. Ormai avevo vinto. Sarei diventata la signora Marveling. E poi... Guarda cosa sto gettando. Quattrini. Li butto di sotto. Ci ho scritto sopra un messaggio. Qualcuno finirà per vederli. Un SOS scritto sui soldi. Chi è che vede dei soldi e non li raccoglie? Ci salveranno. Mi è già successo una volta. Non avevo un soldo e trovai 1000 franchi. Furono la mia salvezza. Alex, vedrai, usciremo di qui. Lasciami, non mi toccare. Perché fai così? Ti prego, lasciami in pace. Ronald aveva ragione. Siamo condannati a restare chiusi per sempre in questo sepolcro, tutti e tre. Magari non t'avessi mai conosciuto. Magari ci sarebbe un altro al mio posto. Ronald, non puoi fare a meno di partire. No, purtroppo. Ma tornerò dopodomani col solito aereo. Ma perché non vieni anche tu, Alex? Potresti far spese. No, ho paura di andare in aeroplano. E poi finisce che là resto chiusa in albergo. Senza di te non mi va di andare in nessun posto. Mi scusi, signore, è ora di andare. Ti accompagnerò io all'aeroporto. Se ti fa piacere, ne sono felice. Aperta la pista. Sì, signore. Ma devono affrettarsi, sono in ritardo e c'è traffico a quest'ora. Sì, andiamo via subito. Mi permetto di suggerirle, signora, di evitare il centro.
Farà prima passando per Boulevard Raspail, il Port d'Orléans? Sì, lo so, stia tranquillo, Paul. Non gli farò perdere l'aereo. Sono io! Benvenuta, principessa, nel mio Togurio. Ah, ma sei ancora a letto? No, relax mattutino. È partito? L'ho accompagnato adesso all'aeroporto. Resterà 2 giorni a Londra. 2 giorni? Che bellezza! Dobbiamo festeggiare. Ti rendi conto? 2 giorni tutti per noi. Pensa se lui lo sapesse. Non dirlo neanche per ischerzo, sarebbe terribile. Io sono la vita per lui. Ah, sì? E lui che cos'è per te? Non posso negare di averlo sposato per interesse. Ma in fondo gli voglio bene. E lo stimo. Certo, come se fosse tuo padre. Ma come marito essergli fedele ti riesce un po' difficile, vero? Sì, va bene, lo tradisco. Ma non sto tranquilla, sai, sono preoccupata. Hai torto perché non ce n'è ragione, e figurati. Oggi certe cose non hanno più tanta importanza. Anch'io potrei essere geloso di lui e invece mi adatto alle circostanze. Se ci scoprisse saprebbe essere comprensivo. Ha sposato una ragazza giovane e da buon finanziere certi rischi li ha preventivati in partenza. Ceniamo a Saint-Chilly? Magnifica idea. Ma te lo dico subito, io non ho neanche un soldo. E che importa, ti invito io. La settimana prossima Ronald va a Roma e dovrò accompagnarlo per forza. È uno scotto che devi pagare. In fondo è tuo marito. Adesso vattene. Il suo aereo sta per arrivare. Telefona. Addio. Ma quando sei arrivato? Ero venuta a prenderti, vengo dall'aeroporto. Una riunione è stata rimandata e ho anticipato la partenza. Ho preso l'aereo di mezzogiorno. Speravo di pranzare con te. Mi dispiace tanto, Ronald, se l'avessi saputo. Ma perché non mi hai avvertita? Stamani sono uscita presto, ho pranzato con un'amica, ho fatto spese e poi sono andata ad aspettarti. Una vecchia compagna di scuola? Come? Ah, sì, Jeannette. Caterina la conosce bene. Era qui per il suo matrimonio. Una ragazza alta, rossa. Non te la ricordi? No, c'erano tanti di quegli invitati. A me però mi hai notato subito. Soltanto il giorno dopo. Già, è vero. Se non fosse stato per lo champagne, adesso noi due non saremmo qui. Scherzi della vita e del destino. Quasi tutto quel che ci accade è dovuto al caso. E ci illudiamo ad essere padroni di noi stessi. Vogliamo uscire? Sì, volentieri. Se tu non sei stanco del viaggio, però. No, non sono stanco. Stasera ce ne andremo a Lido come 2 turisti in giro per Parigi. Che cosa ne dici? Magnifico. Tieni, spero che ti piaccia. Oh, è fantastico. Grazie, tesoro. Questi smeraldi saranno il ricordo del mio ultimo viaggio. Ho deciso di ritirarmi dagli affari. Voglio dedicarmi solamente a te. Sono sempre stata fiera di appartenere a un uomo dal quale dipendono tante cose importanti. E ora per me rinuncia a essere il Ronald Marveling che ammiro tanto. Solo per darti tutto in cambio della tua bellezza e della tua fedeltà. Non mi accontenterò di un po' d'amore. Perché dici così? Non potrei vivere senza di te. Lo sai che ti amo. Sei sincera?
Sì. Ne dubiti? Affatto. Certo che sono rimasta sorpresa. Mi pare logica, no? Io almeno ti ho invitato alle mie nozze. Tuo padre ha deciso così. Non ha voluto dirlo a nessuno. Neppure a sua figlia. E tu certamente non hai insistito, vero? Eppure non avrei fatto difficoltà, sta tranquilla. Non è per questo. E poi... Sì? Ricordati che è stato lui a volermi sposare. E tu naturalmente non ti sei fatta pregare troppo. Perché hai accettato, Alexa? Per amore? Per pietà? O per altre ragioni? Molte cose mi hanno spinto. L'affetto, l'ammirazione e anche altre ragioni, come dici tu. Insomma, è stata un'unione molto romantica. E credevo che mio padre fosse intelligente. Lo è. Ottiene sempre quello che vuole. Anche a costo di rimetterci. No, non è il tipo. Comunque non è più solo. È una consolazione. Beh, sì, certo. Torniamo indietro? Sì. Caterina? Dimmi. Spero che seguiteremo ad essere amiche. Certo, perché no? Vi siete divertiti a quanto vedo. Mi dispiace di non essere venuto anch'io, ma quando sono tornato purtroppo tu eri già uscita. E non è la prima volta che succede. Sono qui ad aspettarti dalle 10. Pietro ha telefonato verso sera invitandoci ad andare a cena con lui. E io gli ho detto che tu eri via e... E hai deciso di andarci da sola. Hai fatto benissimo. Deve essere stato un vero banchetto. Sono le 5 del mattino. Le posso fare una domanda? Come ha fatto ad entrare? Ho aperto la porta. Ovvio. In fondo non è sorpreso, vero? Vuol sapere come mai ho la chiave? È stato per puro caso. Visto che mia moglie ha l'abitudine di perdere tutto, ho fatto duplicare le chiavi che tiene nello studio e una mi ha incuriosito. Non era né dell'auto e nemmeno di casa. Ho pensato allora che poteva essere di questa garçonniere che lei gliel'avesse data per maggior comodità. Bene. Tanto vale parlar chiaro. Questa non è la prima notte che passiamo insieme. Ma Pietro... E non poteva che finire così. Cosa sperava? No, la prego, la prego. Ho abbastanza esperienza. E non è lei che mi può insegnare che non bisogna farsi illusioni mai. So che la vita è una specie di gioco d'azzardo. So che si può vincere o perdere, ma giocare è inevitabile. E in questa partita ognuno di noi ha già le carte su cui puntare. Seguiteremo a giocarle. Tutti e tre. Ognuno affrontando i propri rischi. Senti, Ronald, vorrei che tu sapessi... No, ti prego. Un giocatore non rivela i suoi segreti. Pensa, se foste tornati un po' più tardi, avrei certo finito la bottiglia e mi avreste dovuto riportare a casa. No, non essere triste, cara. Credi, non ne vale la pena. Per fortuna sono ricco. Che almeno i miei quattrini mi servano per poter restare accanto a voi. Hai intenzione di chiedere il divorzio? No. E perché? Tu lo desideri? Non credo davvero. Sarebbe assurdo che tu rinunciassi al privilegio di essere la signora Marvelin. Hai tutto da guadagnarci. Bravo. Sono anch'io largo di vedute e non mi sembra affatto necessario che le cose cambino.
tutto può continuare come adesso. Ha tutta la mia ammirazione. Lei è davvero un ragazzo con le idee chiare, uno che sa attribuire alle cose il loro giusto valore. Sono moderno e mi adatto alle circostanze. E anch'io cercherò di fare altrettanto. Aiuto! Aiuto! Aiuto. Aiuto. Pronto? Sono io, Max. Ah, ciao Caterina. Ti hanno detto che ti cercavo? Sì, e che volevi vedermi subito. Hai parlato con papà? No, non l'ho trovato. Però ho parlato con il suo notaio. Ah. È un mio amico anche lui. Sì, lo so bene. E che cosa hai saputo? Te lo dirò a voce, vieni a trovarmi a studio. Dimmi almeno qualcosa. Tuo padre ha sistemato la sua situazione finanziaria, forse ha intenzione di divorziare. Insomma, puoi stare tranquilla. A che ora ti fa comodo che venga? Ti va bene alle 6? Sì, d'accordo. A più tardi, Caterina. Pietro! Tutti gli uomini vivono nell'illusione di non dover morire, di non diventare mai vecchi. Anch'io mi sono illuso. È su questa illusione che tu hai puntato, speculando sulla mia debolezza senza nessuno scrupolo. È per questo che mi vuoi uccidere. E tu non mi hai ucciso forse da tanto tempo. Perché, Alexa?
Dopo aver bevuto, quasi fino ad ubriacarmi, presi la rivoltella deciso ad uccidervi. Ma poi rifiutai di farlo. Un uomo come me non può abbassarsi al livello di un bandito da strada. Ho sistemato le cose molto meglio. Seguiteremo ad essere uniti noi tre per sempre. Era questo l'accordo, no? La colpa è solo mia. Perché non ti ho dato ascolto, Philip? Hai cercato di farmi capire che le cose semplici della vita possono dare tanta felicità. Ma io volevo il lusso, la mondanità, e non ti ho ascoltato. Ora so quanto avevi ragione, Philip. Potessi tornare indietro. Ecco, grazie. La felicità si trova ad ogni angolo e il più delle volte non costa niente. Sì, la cosa importante è volersi bene. È la sola che conti. Se odio la società dei consumi è perché crea dei bisogni superflui. Tu non desideri nulla? Sogno soltanto una motocicletta, non è poi un granché. Ma con quello che costano è meglio comprare un'automobile. Lo vedi? Sei una borghese. La moto è un'altra cosa, non è un segno di benessere da esibire. Serve solo per correre e sentirsi liberi. È solamente per questo che la desidero e un giorno l'avrò. Ma potrei anche andare a piedi tutta la vita. Quella ragazza, come si chiamava? Non ricordo più. L'ho sognata. O è stata l'unica realtà della mia vita? Bionda, semplice, non bella, ma quel sorriso che le illuminava il volto. Allora avevo ancora tante illusioni. Le cose del mondo mi apparivano piene di luce. E la felicità era lì, a portata di mano. E poi tutto è svanito. Perché? Perché ho voluto scegliere un'altra strada? Chi sei? Non so più il tuo nome. No. Non venirmi dietro. Vattene. Sento la tua voce e non capisco le parole, ma il loro suono è così dolce. Aspetta, non andar via. Ti ho scacciata, lo so, ma aspetta, non andartene. Sì, ho capito. Non sei tu, sono io che mi allontano. Ho voltato le spalle all'amore perché il tuo era amore e l'ho rifiutato. Per cosa? Per un'illusione senza speranza. No, tu non sei stato un sogno. Tu eri vera. Se avessi ancora tempo, ti sto cercando, ma tu non ci sei più. Dove sei? Dove sei?
Ehi, ma com'è caro? Lo avete aumentato? Ma no, signora. Allora, hai fatto spese? Sì. Se vogliono lasciarmi il pacco glielo mando a casa appena viene il No, ragazzo. grazie, non si preoccupi, lo portiamo noi. Philip, vieni a prendermi. Tu eri innamorato di me. Forse un giorno tutto potrà tornare come prima. Torna da me, Philip. Non invocare un passato che ormai non può più tornare. Hai voluto dividere le mie ricchezze. Dividerai anche il mio destino. Per sempre. Per sempre. Ronald, fammi uscire di qui. Ti supplico. Non è vero che sei morto, Ronald. Tu sei vivo. Mi ami troppo. Non puoi farmi morire così. Coraggio, questa notte sarà l'ultima. E poi saremo uniti per l'eternità, tutti e tre. Non avete voluto così? La vostra è stata una scelta. E anche la mia. È vivo. Spero che tu sia veramente vivo per poterti uccidere. Vieni a vedere. Forse non sono morto. Vieni. Vieni ad uccidermi. Non te la senti di aprire quella porta? Vieni. Non è finita. Non può essere finita. Devo vederlo. Ucciderlo. Ecco. Siete giunti alla disperazione. Vaneggiate. La mia vendetta sta per compiersi. Ma ancora non è finita. C'è ancora una sorpresa che non vi aspettate. Dov'è finito il vostro grande amore? Ora si sta trasformando in odio. E l'odio divora e uccide. Come una rivoltella, come un pugnale. E le sue ferite sono molto peggiori. Non guariscono mai. Mai. Mai.
sei accusato di essere una sgualdrina. Ma tu non sei meno colpevole di me, Pietro. Senza il tuo cinismo, senza la tua assoluta mancanza di scrupoli, non saremmo qui ora. Tu in realtà hai ucciso Ronald, come se avessi tirato tu stesso il grilletto. Devi pagare prima di me. E così la sua vendetta sarà davvero completa. Looking at each other, going in the same directions, just like the arms that pulls out is your name. Between my breaths, you'll spend the night.